momento più brutto è stato quando mi hanno ricoverato e riuscivo a capire cosa stava succedendo. Parla dopo giorni difficili Claudio Veronese, vice sindaco di Vo, è tra le prime persone guarite dal coronavirus. Sembrava una classica influenza, 5 giorni di febbre, tosse, un po' di stanchezza e il tutto curato con l'antibiotico. Il 21 febbraio, giorno in cui è scoppiata l'emergenza, il vice sindaco stava già guarendo. Solo facendo il tampone 2 giorni dopo ha scoperto che quello che lui credeva essere un'influenza era in realtà il coronavirus. Da lì famoso che è successo, quello che è morto la persona pago e naturalmente sono stato contattato per fare il tampone del coronavirus. L'ho fatto il sabato, ma in quel momento io la febbre non l'avevo più, pertanto ero anche tranquillo. Anche a lunedì mi comunico che sono positivo. Dal primo momento pensano di lasciarmi a casa in quarantena, dopodiché il pomeriggio hanno deciso di ricoverarmi. Insomma. Dopo qualche giorno di ricovero in via precauzionale per monitorare la situazione e l'evolversi del virus, Veronese è stato dimesso. La quarantena anche per la sua famiglia sta finendo. 1 su 3 infatti è risultato positivo. I familiari, come tutti i cittadini devo, rifanno il tampone, questo è molto importante, l'abbiamo preso proprio come aiuto a monitorare questa malattia. Insomma, ecco, è chiaro che ormai siamo qua, le misure le hanno prese, sono meno, non possiamo dirlo, però ci siamo adattati. Ora Veronese è tornato al lavoro in comune a dare una mano al sindaco Giuliano Martini che da 2 settimane ormai sta gestendo il paese isolato.